Martedì 14 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo subito uno sguardo a titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani locali. Incominciamo con l'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia a piena pagina. Feltre, neurologia a rischio chiusura. Il prossimo pensionamento di specialisti a Belluno potrebbe mandare in crisi la gestione dei due reparti. Al Santa Maria del Prato non si nasconde l'ipotesi peggiore, anche se si stanno cercando professionisti in altre USL venete. Situazione grave e difficile che non riguarda comunque solo la realtà di Feltre, ma anche appunto dell'ospedale di Belluno. Leggiamo l'incip a firma di Scartone: mancano medici, a rischio la sopravvivenza del reparto di neurologia dell'ospedale di Feltre. Al San Martino di Belluno nei prossimi mesi vi saranno alcuni pensionamenti che potrebbero mandare in sofferenza il servizio. L'USL numero 1 sta mettendo in atto tutte le strategie possibili per scongiurare la chiusura di uno dei due reparti, anche attingendo ai professionisti di altre USL regionali, ma la battaglia è dura. I concorsi vanno deserti e non arrivano aiuti. In queste ore dovrà essere fatta una scelta e se ci sarà da tagliare verrà sacrificato il reparto del Santa Maria del Prato, concentrando tutto a Belluno. Feltre, morto in Marocco, il cardiologo Ismael Malik ha fatto presto il giro della provincia. Ieri la notizia della morte del dottor Ismael Abdel Malik, 81 anni, anestesista e cardiologo dell'USL per una vita, originario del Marocco. Il medico viveva a Feltre da oltre 50 anni ed era uno dei pilastri della sanità feltrina. Al Vandelli infelpa e scarpe ginniche, le salva l'elicottero, turiste belghe chiedono aiuto salendo verso il laghetto Sorapis, arriva il Suem. Mas, calciatore aggredito, il Fiori Barpa pronto a denunciare. E la foto di copertina ci porta a Cortina, oggi il funerale di un personaggio eclettico e conosciuto. Addio a Osvaldo Maioni, simbolo della vera Cortina. Cortina piange la morte di Osvaldo Maioni, aveva 80 anni, se n'è andato nella sua casa di Cadin dopo una vita dedicata alla cultura e alle tradizioni locali, ricoprì numerosi prestigiosi incarichi, ma il suo merito maggiore fu rivitalizzare il corpo musicale. Ancora da Feltre, problemi INPS, i servizi concentrati nel capoluogo. L'appello: anche noi persone Down vogliamo sposarci. 4 tappe in tutta la provincia per la giornata mondiale della sindrome di Down. A Belluno il 18 marzo si parlerà dei diritti a una partecipazione attiva nella società, dal diritto agli affetti al matrimonio ad avere una famiglia. Ha raccontato Federica Zanella, a quello del voto, ma anche in un settore così delicato i servizi hanno subito tagli importanti per le famiglie. Massaro, Ampi e PD partiti alla deriva da molti anni. Per 10 anni alla guida della città, Jacopo Massaro, sindaco di sinistra, ma dal 2011 senza tessera in tasca, analizza con occhi fuori dal palazzo la situazione politica in Italia a Belluno. Lo fa con voce che arriva da lontano, vacanza in Finlandia. Rimaniamo nel capoluogo, impianti e bando di gara deserto. Anche su Nevegal è sempre polemica, si chiude la stagione invernale del Nevegal, ma non le polemiche sul bando andato deserto. La maggioranza replica all'ex sindaco Jacopo Massaro e all'ex vice Lucia Olivotto sul bando di gestione dell'acquisizione del Nevegal ed esprime rammarico per il fatto che l'esito sia andato deserto. Per quanto riguarda lo sport, ecco i richiami del Gazzettino di Belluno. Afro a Lustenau, traversa, avverte il Cortina. Ogni partita va giocata come fosse l'ultima. Musica, un trio di livello internazionale in concerto stasera a Belluno. Questa quindi è la prima pagina del Gazzettino di Belluno, una prima pagina che ha messo in risalto le difficoltà che sta subendo l'ospedale di Feltre per quanto riguarda il reparto di neurologia e di conseguenza anche quello di Belluno. Diamo subito uno sguardo invece alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso l'approfondimento riguarda la siccità nel territorio bellunese. In questo momento dalla nostra diretta sta piovendo, ma ovviamente di certo non basterà la pioggia di oggi. L'acqua già scarseggia, questo è il titolo. Verso gli stop notturni, Valbelluna, Feltrino e Alpago le aree più in sofferenza della provincia. Tavolo aperto in prefettura. GSP affina il piano delle contromisure, servono azioni coordinate anche sulle ordinanze. Ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi la foto di copertina ci porta sul Vajont. Portate i vostri alunni in gita a Longarone, appello alle scuole venete nel ricordo del Vajont, appello a tutte le scuole del Veneto perché organizzino dei viaggi di istruzione sui luoghi della memoria del Vajont. A lanciarlo è una comunicazione dell'ufficio scolastico regionale inviata a tutti gli istituti di ogni ordine e grado del Veneto per invitare ad organizzare delle gite a Longarone sulla diga, luoghi della memoria del disastro del Vajont.
Turismo, accessibilità dei disabili, un bollino per gli alberghi, il logo garantirà servizi pienamente accessibili. Feltre, il nuovo Velox in azione a Foen, Anzù e Villabruna. Cortina, fronte unico dei comitati, sabato sit-in in piazza. E ancora Auronzo, 2 migranti arrivati in ciabatte e gara solidale. Auronzo si mobilita per 2 giovani trasferiti dalla Calabria senza nulla. Si parla anche di sport. Nella prima pagina del Corriere delle Alpi, serbatoi introvabili, rischia di saltare il rally bellunese. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Ma a pagina 2 una notizia che riguarda già direttamente la provincia di Belluno. Invasi da svuotare dai detriti accumulati, Gava, la legge c'è, Enel va chiarita. Il punto è come smaltire il materiale tolto dai laghi, si rischia di perdere l'opportunità di trattenere la già poca acqua che c'è. La sottosegretaria all'ambiente ricorda che la normativa è cambiata a gennaio. Cercheremo di garantire gli acquedotti, a ulteriore approfondimento in merito al cambiamento climatico che sta attanagliando ovviamente anche il territorio bellunese e il Veneto. I razionamenti riguarderanno i comparti agricolo e industriale, dicono i gestori, ma nel bellunese la situazione è peggiore. L'opposizione in Consiglio attacca, è dal 2015 che la questione è nota. Caro Presidente Zaia, non è con le ordinanze che si risolve questo problema. Troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi anche il decalogo antispreco con 10 punti da approfondire. Valbelluna Feltrino al Pago, già a secco, si va verso le chiusure notturne dell'acqua, tavolo aperto in prefettura, GSP affina al piano delle contromisure, servono azioni coordinate anche nelle ordinanze. L'articolo a firma di Alessia Forzin, la situazione è seria, grave, neve ne è caduta poca, non piove da settimane e la riserva idrica è ai minimi termini. Chi abita nei condomini ai piani più alti già lamenta cali di pressione in alcune ore del giorno, specie al mattino. I torrenti sono in secca, le sorgenti sono in difficoltà. Il presidente della regione ha già messo sul tavolo l'ipotesi di razionare l'acqua, un'eventualità con cui rischiano di dover fare i conti anche i bellunesi. L'anno scorso aveva nevicato di più, servono precipitazioni lunghe e costanti. Cisterne vuote, lo scorso weekend fermo il rifugio Visentine. E sempre a proposito della situazione dell'acquedotto bellunese, reti Colabrodo persi 2 litri su 3, risolveremo entro il 2026. La società, parliamo del GSP, ha 26 milioni dal PNRR da investire sugli acquedotti, paghiamo i tanti anni di mancate manutenzioni sul tema esposto del Codacons. Passiamo a Trieste, fatti di attualità, 6 mesi per scoprire una bomber, si riparte dai 10 reperti, conferito l'incarico ai periti per estrarre il DNA dell'attentatore, De Nicolo, nessuna contaminazione. La crisi finanziaria, SVB mette KO le borse, bruciati 291 miliardi, Biden, presidente degli Stati Uniti, fermeremo la crisi, piazza affari la peggiore, Wall Street tiene dopo le parole del presidente, pericolo contagio sui mercati, altri 4 istituti perdono oltre il 50%. Queste alcune dichiarazioni di Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, il sistema bancario statunitense è solido, faremo tutto ciò che occorre per risolvere la crisi. Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, adesso serve una revisione completa, trasparente e rapida su ciò che è accaduto. Europa, il rischio tassi, sale la spinta perché la BCE freni i rialzi, l'indebolimento dei bond ha fatto crollare l'istituto. Giorgetti, ministro dell'economia italiana, valutare interventi come negli Stati Uniti, pressing dell'Eurogruppo su Roma, serve il MES. Le stragi nel Mediterraneo, l'approfondimento a pagina 8, scontro Crosetto-Wagner, il boom di flussi migratori colpa dei mercenari russi, vertice interministeriale a Palazzo Chigi con i servizi segreti, 680.000 persone pronte a partire, il capo delle milizie di Mosca, Prigozhin, prima insulta il ministro della difesa, poi lo smentisce. Questi gli arrivi in Italia, migranti sbarcati da gennaio a marzo negli ultimi 3 anni, nel 2021 erano 6.041, nel 2022 6.152, nel 2023 20.017. E vediamo il picco soprattutto nel mese di febbraio con 9.495 arrivi nel nostro territorio. La nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, vediamo che al primo posto abbiamo la Costa d'Avorio, seguita da Guinea, Bangladesh, Tunisia, Pakistan, Egitto, Camerun, Mali, Burkina Faso, Eritrea. Altre nazionalità fanno parte di 8.295 persone per un totale di 20.017 arrivi nel 2023.
Bye bye migranti, grazie delle informazioni, ciao. La risposta all'SOS di Sea-Watch imbarazza la Guardia Costiera e Roma non avrebbe informato una nave che poteva intervenire. La replica: le nostre unità non hanno autonomia per arrivare fino a là. Un migrante sopravvissuto al naufragio del barcone che vediamo in questo scatto, su quale viaggiava, viene accolto nel porto di Pozzallo in Sicilia dopo il salvataggio in mare da parte di un cargo. 17 i sopravvissuti e almeno 30 i dispersi. Staremo a vedere l'evolversi della inchiesta in atto. L'invasione dell'Ucraina, pagina 11, Xi Jinping il mediatore. Il presidente cinese entra nella partita ucraina e anticipa la visita a Mosca. Sarà da Putin il 21 marzo, poi parlerà con Zelensky in video collegamento. E adesso fatti prettamente veneti, siamo a pagina 12, il Veneto taglia nella salute mentale, sempre meno medici e posti letto, i disturbi tra i ragazzi sono cresciuti del 3% dopo la pandemia, Todesco sicura solo chi ha soldi. Andiamo avanti con le notizie riferite al territorio bellunese, adesso siamo a pagina 16, turismo, una certificazione per l'accessibilità agli albergatori, opportunità da cogliere. Il governo ha pubblicato una checklist con i requisiti necessari per ottenere il bollino. Pirro di Cortina, noi ci siamo, ma anche municipi e impianti dovranno essere più incisivi. Nell'elenco ci sono le piste tattili, segnalatori acustici e indicazioni in braille. Pagina 17, obiettivo IPD, vogliamo inserire i nostri ragazzi nei luoghi di lavoro, questo in occasione della giornata internazionale. Il presidente Lucchetta guarda al futuro con ottimismo, in provincia un ambiente inclusivo ma poche risorse. Inclusione, integrazione e riconoscimento dei diritti, visto l'avvicinarsi della giornata internazionale della sindrome di Down, l'IPD Belluno, realtà che conta una cinquantina di associati, dà uno sguardo al futuro evidenziando obiettivi e problemi da risolvere. Gli appuntamenti dell'UICI, combattere il glaucoma, un convegno e la cena al buio, questo è l'evento organizzato dall'Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti di Belluno. L'appuntamento è per sabato 18 con un incontro informale dove si terrà, vediamo un attimo. Per maggiore informazione contattare l'ufficio UICI che è presente, potete trovarlo anche nel sito internet dedicato. Pagina 18, un giaciglio di fortuna allestito nei sotterranei, notti clandestine all'ospedale San Martino, la coppia scoperta da un'infermiera, poi la bagarre in pronto soccorso, il ragazzo va a processo per interruzione di pubblico servizio e furto. Solidarietà, torna a Iolandre con il mercatino per il Madagascar. Fino al 10 aprile si potrà aiutare la realtà di Elisa Dalla Rossa. L'associazione ha già realizzato uno dei suoi obiettivi, una scuola per bimbi in difficoltà. L'evento alla scoperta della città, i rifugiati aereo nell'area di Borgo Piave. Passiamo adesso a pagina 19, nodi da sciogliere, notizia che ci porta in Nevegal, impasse sulla gara, il bando non è stato riaperto, serve un atto del dirigente per reiterare la procedura, incerta la nuova scadenza, ieri un incontro a Venezia per presentare e condividere il progetto strategico. Il bilancio invernale, comunque un approfondimento in merito alla stagione invernale del Nevegal, piste chiuse sul colle, anche senza il Natale, una stagione positiva. Pagina 20, dal maialino crudo alle elezioni, gli amici e il mito del vecchio. Ieri la presentazione del libro di Ebbart, voluto dal Rotary e dal Circolo Cultura e Stampa, in un video le testimonianze di chi conobbe il Cavaliere nei suoi primi passi da imprenditore. Presenti al teatro i suoi collaboratori Luigi Francavilla e Roberto Chemello che vediamo in questo scatto. L'autore, di lui mi hanno colpito la sua semplicità e la sua concretezza. Siamo a pagina 21, un Velox mobile contro chi corre in auto, notizia che ci porta a Feltre. Il comune ha individuato 3 punti critici da monitorare tra Foine e Villabruna lungo la Cugliada e nella zona di Anzù. Alberto Curto è certo, lo scopo è quello di fare prevenzione sulle nostre strade. L'incontro di benvenuto, gli studenti dell'Ungheria rinnovano il gemellaggio, in questo caso con la città di Feltre. Notizia che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino di Belluno, il medico Ismail Malik, scomparso a 84 anni nella sua casa in Marocco. E rimaniamo a Feltre, INPS e i sindacati si oppongono al depotenziamento della sede. La carenza di personale rischia di trasformare gli uffici in un punto informativo e i segretari della CGIL e Cisle Will non ci stanno, basta tagliare i servizi in montagna. Notizia di spalle, giochi di matematica, gli studenti del Dalpiaz alle gare nazionali e ancora la giornata ambientale, lo IAV in Valle di Serene, siamo nel comune di Serene del Grappa, esempio di conservazione.
Sempre dal Feltrino, pagina 23, Sovramonte, intesa tra il Comune e il BIM per gestire le fontane pubbliche. La Giunta dalla Torre vuole garantire l'erogazione idrica con qualsiasi meteo. Il sindaco, in caso di siccità, la società dovrà rendere efficiente l'uso della risorsa. Tra gli obiettivi di questo patto c'è anche il risparmio nei consumi. Notizia di spalle che ci porta alla Mona, scuole medie in movimento con il progetto 1 chilometro al giorno. E ancora a Santa Giustina, lavori alla chiesa di Ignana, costi lievitati, appello ai privati. Water is Life, da sabato alla mostra per riflettere sul tema dell'acqua, l'evento voluto da Onda Blu con Insieme si può e Istituto Canossiano. L'appuntamento è a Santa Giustina, in cui saranno esposti i quadri di Meraglia e le foto degli studenti. Sedico, minacce e testata dopo la partita di calcio, aggressori aizzati da uno del Ponzano. Il cacciatore dei Fiori Barpe è andato in pronto soccorso, escluse fratture. La società cure mediche tempestive, grazie. Il presidente Fanta, abbiamo le foto, ora il ragazzo valuterà che cosa fare. E sempre a proposito di quanto accaduto, provvedimento cautelativo della società trevigiana, l'atleta gialloverde invitato a farsi da parte il sindaco Baseggio. Pensavo fossimo esenti da questo tipo di problemi. Siamo a pagina 25, la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Corriere delle Alpi in memoria del Vajont. Andate in gita a Longarone, appello a tutte le scuole venete. L'ufficio scolastico regionale invita a sensibilizzare i ragazzi sul rispetto della natura. La fondazione aveva sollecitato l'iniziativa in vista del 60° del disastro. E sempre da Longarone, Giro d'Italia, definito il comitato della tappa. Continuiamo con Alpago, cantiere avanti tutta la nuova scuola media pronta per settembre. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, ecco il cantiere della nuova scuola media in corso di realizzazione nella frazione del comune di Alpago, parliamo di POS. Siamo a pagina 26, l'incidente, scoppia la cabina dell'Enel via la luce a Voltago e Agordo, forse un guasto legato a uno sbalzo di tensione per rami o un volatile sui fili, blackout a catena nel paese e nell'area sportiva del capoluogo di Vallata. Selva di Cadore, oggi i funerali di Lorenzini nella chiesa di Santa Fosca, la giovane 36 anni purtroppo venuta a mancare in seguito a un incidente sulla A27. Nasce un comitato scientifico per la chiusura dei passi in estate, l'overtourism è reale anche nel bellunese, servono soluzioni al più presto. Cencenighe, 3 costole fratturate cadendo dal ponteggio, operaio da risarcire. Agordo, telefono indonesiano per una truffa in Italia. Con pagina 27 spostiamoci a Cortina, opere e decisioni sul futuro di Cortina, i comitati in piazza per alzare la voce, lo scoiattolo impugna il forcone, appuntamento per sabato, minoranza e gruppi di cittadini contestano l'amministrazione. E Cortina piange Osvaldo Maioni, per oltre 30 anni guidò la banda, fu lui a ideare le attuali divise e la conchiglia scomparsa, i funerali oggi in Basilica. Auronzo, migranti arrivati senza nulla, Auronzo scatena la solidarietà, il ragazzo della Liberia e la ragazza della Costa d'Avorio arrivati dalla Calabria in ciabatte, mobilitazione per trovare abiti adatti, offerto loro un lavoro, a Pieve assegnata una famiglia. San Vito, il commissario russo insediato in municipio dopo la caduta dell'amministrazione Caruzzo, Nebbiù, la parrocchia ricorda al fondatore Don Eugenio Sorio. Dalla rubrica Cultura e Società, la notte degli Oscar, piovono statuette su Everything Yeo, il potere delle donne mature, 7 premi per il film dei Daniels, il miglior attore è Fraser per The Wall, grande sconfitto, gli spiriti dell'isola, emozione, Lady Gaga, struccata e in jeans. E dalla rubrica invece Giorno e Notte, riflettori puntati su guerra e carcere, il teatro civile protagonista a Feltre, l'Auditorium Canossiano. Domani c'è La Scelta, 4 storie vere del dramma dell'ex Jugoslavia, giovedì sul palco una compagnia formata da detenuti con parole in catena. Con il Veses confini e limiti, il concorso prorogato fino al 22 di marzo. Per maggiori informazioni visitate il sito ilveses.com. Passiamo allo sport, solo 14 iscritti per un cavillo federale, rally bellunese a rischio. Motori, la federazione obbliga ad avere un serbatoio di sicurezza, appello ai piloti dalle 3 cime, ma la gara del 2 aprile è appesa a un filo. Tennis a squadre, il Belluno DC sconfitto anche nella seconda sfida, vincono le over 50. Hockey Alps League alle 19:30, gara 4 dei quarti di finale, Cortina nuovi round in Austria. Lustenau pericoloso in casa. Ampezzagni avanti 2-1 nella serie e a caccia di una vittoria che risulti quasi decisiva. Giacomo Alacedelli sarebbe utile chiudere i conti già nel match di giovedì. Faraone, eroe della Dolomiti a Legnago, tra maturità Milan, Kubrick e basket NBA. Calcio Serie D, si racconta il giovane di Vittorio Veneto, autore del pareggio al 91esimo sul terreno della capolista.
Ancora calcio, De Battista il mister delle promozioni, il Borgo è forte ma vincere è difficile, parliamo del Borgo Valbelluna. Mountain bike, la Veneto Cup inizia bene per Miola e Savi sui prati di Vidor. Costantini e Arman vicinissimi al mondiale, parliamo del curling misto. Nel challenge per determinare la coppia che andrà in Corea, l'oro olimpico è sul 2-0 contro Zardini, Lacedelli e De Zanna. Ancora dal curling, lo scudetto dei mister è un affare cortinese, il titolo va al club 66. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Tempo inizialmente leggermente variabile, con qualche nuvolamento, spazi di sereno, poi cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte. Precipitazioni nella notte fino al mattino, possibili residue precipitazioni sulla pianura centro-meridionali, poi assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.